Questo servizio è offerto da Fare, servizi integrati per l'impresa. All'inizio di febbraio del 1919 veniva fondata a Lendinara l'Associazione Piccoli Proprietari e Fittavoli, che venne sciolta dal fascismo con una legge del 1926. Finita la guerra, era il 28 agosto 1945, nasce a Rovigo l'Associazione Polesana Coltivatori Diretti, erede dell'associazione cancellata nel 1926. Proprio ricordando gli oltre 90 anni dell'Associazione Piccoli Proprietari e Fittavoli e quindi della Coldiretti, venerdì 23 aprile al Teatro Ballarin di Lendinara si è svolto il convegno Una filiera agricola tutta italiana, un'opportunità per il mondo agricolo e per i consumatori, promosso dalla locale Coldiretti, presieduta da Giuseppe Benazzo, che ne illustra motivazioni e contenuti. Vogliamo che il consumatore sia il nostro migliore amico e miglior collega di lavoro. Noi siamo produttori e vogliamo che la filiera agricola sia solamente italiana. Chi aderisce a Coldiretti, cooperative agricole, produttori e associazioni devono lavorare solo prodotto locale e prodotto nostro rigorosamente italiano. Paolo Martin, direttore del Consorzio Agrario del Nord-Est, ha invece precisato il ruolo della sua struttura nella filiera agricola. In particolare il Consorzio Agrario del Nord-Est in questo ambito vuole portare un contributo a un modello di sviluppo che comunque si insedia in un territorio a prevalenza agricola. Per cui pensare a parlare di filiera agricola tutta italiana significa pensare di dare alle imprese agricole e a tutti i cittadini consumatori sicurezze, trasparenza di percorso, ma soprattutto significa dare a loro anche una possibilità di reddito per il futuro. Al convegno ha partecipato anche il sindaco di Lendinara Alessandro Ferlin, con l'assessore alle politiche agricole Stefano Sacrato e l'assessore al commercio Francesca Zeggio. Ferlin ha detto: La Coldiretti, nata 90 anni fa a Lendinara, ci aiuta e noi vogliamo essere con loro ad aiutare il mondo dell'agricoltura a sostenere l'attività economica e soprattutto la loro politica in questo settore. A rappresentare i consumatori è intervenuto Walter Rigobon, responsabile di Adiconsum Veneto, che ha precisato: capire però come ci si può difendere affinché i prodotti dichiarati siano effettivamente quelli consumati, credo che sia un impegno che i consumatori hanno. Adiconsum, che è la più grossa organizzazione di tutela dei consumatori del Veneto e d'Italia, è impegnata da anni in questa battaglia. Credo che iniziative come questa possono portare risultati positivi sia ai consumatori ma anche benefici agli agricoltori o ai produttori. Al convegno erano presenti il commissario provinciale della Lega Nord Antonello Contiero e il neoconsigliere regionale leghista del Polesine Cristiano Corazzari, alla prima uscita pubblica dopo le regionali. E ho ritenuto opportuno e importante portare un saluto e un segnale di vicinanza alla Coldiretti, all'associazione di categoria che rappresenta per la maggior parte i nostri agricoltori, coloro che lavorano la terra del nostro territorio polesano, questo settore importante, questo settore rispetto al quale noi vogliamo manifestare ancora una volta una forte vicinanza e un forte sostegno che aiuterà a superare anche nel Polesine il momento della crisi. Le conclusioni sono state tratte dal presidente provinciale della Coldiretti Polesana, Valentino Bosco. Abbiamo potuto far emergere quello che Coldiretti sta proponendo, e cioè una filiera tutta agricola, tutta italiana. Perché questo? Perché oggi solo la distinzione ti può dare un valore aggiunto, non l'essere come tutti gli altri. Allora distinguere vuol dire anche ritracciare, vuol dire anche giocarsi, vuol dire avere il coraggio di andare davanti ai consumatori con la propria faccia e dire io sono questo. Io credo che invece oggi l'importante è, proprio anche in questo momento di crisi, riuscire a valorizzare sempre di più il nostro prodotto, i nostri produttori, il nostro territorio e tutta la filiera.